Ogni volta che siamo venuti in Sardegna per realizzare un viaggio per Sereno Variabile, siamo stati più o meno quasi sempre in un luogo dove c'è un alto tasso di longevità. Oggi siamo venuti a Villanova, che è una piccola frazione di 800 anime, mezz'ora da Arbatax, e qui si concentrano gli studi in questo periodo di numerose università, non solo italiane, che vengono appunto a capire, a cercare di capire come mai questa longevità. Allora, qui abbiamo Angelo che ha 99 anni e si accinge, anche lui giustamente vuole entrare nella storia di Villanova con i suoi 100 anni tra poco. Invece di qui abbiamo Giuseppe, guardate che meraviglia, sembra finto Giuseppe, e invece è vero, in carne ed ossa. Allora Giuseppe, lei ha festeggiato con sua moglie che adesso non c'è più. Abbiamo festeggiato insieme, abbiamo festeggiato 101 anni, abbiamo pranzato assieme dopo 2 mesi del mio centenario all'albergo con 70 più miei familiari. Adesso lei quanti anni ha? Io ne ho 102 adesso. 102 anni. Angelo, mi dicono che lei a quasi 100 anni è un po' birichino. Sì, un po'. Come mai? Mi faccia capire, come mai? La natura è così. Cioè lei che cosa, le piacciono, che cosa? Le donne. Oh, sì, Sì, le piacciono le donne. Ancora. Ma com'è lei? È bellino, no? Ancora? Per quello. Si presenta bene. Mi piace alle donne. Ha gli occhi belli azzurri. Bellino, rosso. Sì, bello. Quando deve conquistare una donna le piace, lei che fa? Le porta i fiori? Che fa? Sì, la porto fiori, le porto in braccio. In braccio? Ma i fiori o lei? Dormiamo assieme. Che altro che birichino? Che ha fatto lei nella vita? Che lavoro ha fatto? Tutto pastore. Pastore. Pastore sempre. Quindi insieme... Dormire di notte sempre fuori, sempre in campagna. Invece veniamo qui da Giuseppe. Giuseppe che è molto saggio. Lei che cosa ha fatto nella vita? Nella vita ho fatto per esempio il povero contadino. Ma adesso secondo lei che cosa è cambiato? Adesso lo stiamo godendo da dopo 90 anni. Abbiamo cominciato a godere la vita. Lei ha cominciato a 90 anni, quindi lei è nato a 90 anni, ecco perché è arrivato a 102 così. Si può dire così davvero. Tutti i sacrifici che abbiamo fatto con malattie, lavoro, tanta miseria, perché io quando sono sposato non mangiavo pane di grano, ho mangiato pane d'orzo. Quando c'è l'amore, quando due si accoppiano c'è l'amore e l'affetto, la tirano avanti come uno d'accordo, viene il dolce e viene l'amaro, con l'accordo si tira avanti la vita e siamo rimasti quasi 73 anni assieme. Che si dice dai risultati dei primi esami? È l'alimentazione, l'aria? No, sicuramente sono tutte cose che influiscono, in particolare la salubrità dell'aria, data l'estensione enorme di foreste di leccio che abbiamo intorno al paese. Sì. Sicuramente anche l'alimentazione, perché è stata sempre molto semplice, probabilmente però c'è qualcosa anche nel DNA. Dove è andato a finire Angelo? Ma lei è stato sposato, no? Sì, sono sposato, ho avuto 2 figli, lavoro. Tutto d'accordo. È importante. Tutto d'accordo con tutti. Con tutti quanti. Quello è importante. Però ero d'accordo più con le donne come con Angelo. Ne voleva anche lei. Allora, Giuseppe, un messaggio dall'alto dei suoi 102 anni portati meravigliosamente come li porta lei, con un cervello lucidissimo. Io quello che voglio dire, per esempio, se ognuno si mette in testa con un po' di coscienza, non tutta la coscienza, perché sarebbe con un po' a pretendere troppo, un po' di coscienza e di pazienza, pazienza, un po' di
anche di buon senso. E a vivere, non vedete tu, con sincerità, che questa salute a pagare pago c'è in sola. La vita è una sola. Quindi se trattata bene la vita si va avanti. Se non si tratta bene, la vita si sciuppa. Quindi bisogna trattare bene la vita, altrimenti lei non si tratta bene. La vita si sciuppa. Grande. Perché io oggi che sono oggi, mi sto trattando bene secondo come mi permette il fisico. Non è che mi dicono no, tu devi mangiare questo oggi. No, Lo sente lei. Cosa devo Giuseppe, fare? lei è un Lo grande. dobbiamo fare da mangiare. Angelo, grazie. No, così. Grazie Angelo, grazie. Era vita Mi raccomando, Mi raccomando anche per lei, Maria Teresa Giarratano.